Vi ricorderò di volta in volta i momenti essenziali. Ora il nostro comandante, il dottor Armando Caruso, rivolgerà una parola di benvenuto. Per la festa del nostro patrono San Sebastiano. Nel ringraziare il nostro Vescovo che è qui con noi a condividere la nostra devozione, ci è gradita l'occasione per augurarvi ulteriori soddisfazioni nell'eccellente servizio che sta svolgendo nella nostra diocesi, anche in previsione della prossima visita pastorale nella nostra città. Questa pausa è comunque una magnifica opportunità per ritrovarci e riscoprire le nostre tradizioni e il nostro ruolo nel cuore di questa comunità alla quale siamo onorati di appartenere, per sfolverare e rinvigorire le nostre motivazioni più nobili che i tempi attuali non sempre esaltano o hanno nella giusta considerazione, per mantenere e verificare le regole di una sana e giusta convivenza civile. Questi incontri non sono per noi un debito da pagare alla consuetudine, ma piuttosto un'occasione per rinnovare e rinvigorire l'appartenenza e il servizio alla nostra comunità. Proprio per questo chiediamo l'intercessione di San Sebastiano affinché possiamo continuare ad essere protagonisti nello sforzo di mantenere alto lo spirito di servizio, per una sana convivenza, per il bene di tutti. Per la festa del nostro patrono San Sebastiano. Nel ringraziare il nostro Vescovo che è qui con noi a condividere la nostra devozione, ci è gradita l'occasione per augurarvi ulteriori soddisfazioni nell'eccellente servizio che sta svolgendo nella nostra diocesi, anche in previsione della prossima visita pastorale nella nostra città. Questa pausa è comunque una magnifica opportunità per ritrovarci e riscoprire le nostre tradizioni e il nostro ruolo nel cuore di questa comunità alla quale siamo onorati di appartenere, per sfolverare e rinvigorire le nostre motivazioni più nobili che i tempi attuali non sempre esaltano o hanno nella giusta considerazione, per mantenere e verificare le regole di una sana e giusta convivenza civile. Questi incontri non sono per noi un debito da pagare alla consuetudine, ma piuttosto un'occasione per rinnovare e rinvigorire l'appartenenza e il servizio alla nostra comunità. Proprio per questo chiediamo l'intercessione di San Sebastiano affinché possiamo continuare ad essere protagonisti nello sforzo di mantenere alto lo spirito di servizio, per una sana convivenza, per il bene di tutti. E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Bene carissimi, un caro saluto anzitutto alla Polizia Municipale, al Comandante, all'amministrazione, a tutte le autorità civili e militari, alle associazioni. Come si diceva, non una ricorrenza per abitudine, ma per rinnovare questi valori alti, l'appartenenza, il servizio, che ci fa sentire la missione alta di quel bene comune che tutti cerchiamo di servire. È modo anche per ringraziare il corpo
confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensiero, parola, omissione, per mia grandissima colpa, e sulla verità sia per oggi. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di fortezza, perché ammaestrati dal glorioso esempio del tuo martire Sebastiano, impariamo a obbedire a te piuttosto che agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ricordati, Signore, della mia misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
venite dietro a me, vi farò diventare pescatori. Ma immagino che, come in tutte le cose, abbiamo sempre qualche fatica, no? A volte poi facciamo prima così, a vedere le fatiche, a pressionarci un po', a lamentarci a volte, non che non si debbano dire le cose quando non vanno, certo, per cercare di migliorarle, sempre questo. È vero che, ma penso, oggi siamo qui per far festa per voi, per la Polizia Municipale, penso che il servizio che svolgete non è un servizio facile, è prezioso ma non facile, perché richiede, non so, penso tanta sicuramente competenza ma anche umanità, richiede di essere fermi in tante cose per il bene di tutti, ma richiede anche di saper comprendere le situazioni in un clima in cui poi i nostri rapporti vivono già una quasi continua tensione, perché ci siamo un po' intossicati di un certo modo di relazione che non è molto umano. Ci hanno un po' intossicato i social. Avete mai visto in queste chat, discussioni sui social, qualcuno che interviene dicendo ho ascoltato il tuo pensiero, ho riflettuto, su alcune cose condivido, su altre ritengo, no, parte sempre subito l'insulto. Vi siete accorti che è così? Cose che quelle persone che scrivono così l'insulto magari non si sentono di fare guardandoti in faccia, perché è così. E però questa cosa, una certa tensione nelle nostre relazioni, l'abbiamo ci ha un po' contagiato. E quando si ha a che fare con la gente, perché penso che uno dei tratti essenziali di questo servizio sia proprio quello di stare accanto alla gente, a servizio della gente, questo non sempre è facile. E poi certo abbiamo anche sempre le nostre difficoltà, anche di ordine pratico, amministrativo, organizzativo, che forse ci fanno fare un po' fatica, ma questo dobbiamo anche poi riconoscere il valore delle cose che rimane dentro un servizio prezioso come questo. Per cui per me questa è anche un'occasione per ringraziarvi per un servizio fatto alla città, al territorio, ed è un servizio prezioso. Portiamo all'altare il pane. Portiamo all'altare il vino. Portiamo all'altare i simboli del nostro servizio. Il copricapo, il segno della nostra presenza, e non sono lecito ai doveri
Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Diamo grazie a Dio. Il sindaco mi ha pregato di porgere un saluto da parte sua, mi ha chiesto di scusarlo, ma è bloccato a letto, ahimè, da questa influenza che non perdona nessuno. Abbiamo comunque il vice sindaco che ci accompagna al tavolo insieme all'assessore alla protezione civile Stefano Gabriele, che farà come sempre splendidamente le sue leggi. Mi accingo a leggere la relazione dell'attività del corpo durante l'anno 2017. Porgo un rispettoso saluto e do il benvenuto alle autorità presenti, ai colleghi delle altre forze di polizia, alle associazioni e a tutti i cittadini presenti. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo che come sempre e come tutti gli anni ci ha onorato della sua presenza per la celebrazione religiosa. E ringrazio anche Don Livio che ci accompagna spiritualmente sempre. Anche il 2017 è stato un anno impegnativo e difficile per la Polizia Municipale, difficile per aspetti prevedibili e anche meno prevedibili. E questo soprattutto per le molteplici difficoltà che sempre più pervadono questa professione. Un'indagine Istat di qualche tempo fa ci ha consegnato l'immagine complessiva di una società che dopo un decennio di crisi economica risulta sfibrata e rancorosa. Papa Francesco, ancora in questi ultimi giorni di viaggio in Cile, riprendendo anche le parole di un famoso filosofo e sociologo europeo, Boltzmann, un sociologo polacco, parlava di società liquida, una società cioè che assorbe, che inghiotte qualunque cosa, dal quale emergono sostanzialmente soltanto egoismi ed individualità e di regolamenti. Abbiamo sentito tutti quanti le parole di ringraziamento anche da parte del nostro Vescovo, che ha espressamente detto quanto oggi sia difficile e pesante la nostra professione, perché deve essere un giusto mix di fermezza ma anche di umanità, perché noi ci scontriamo con casi, ahimè, umani, su 150 sanzioni per violazione al codice della strada, con un incasso pari a circa 320.000 euro. Tra queste si può notare un aumento delle sanzioni riferite all'utilizzo di apparecchi cellulari durante la guida, passate da 31 a 69 dal 2016 al 2017. Pratica purtroppo consueta ma molto pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale. 25 sono stati sequestri per auto in circolazione senza copertura assicurativa, 7 le denunce trasmesse alle competenti autorità per guida in stato di ebbrezza, 115 i veicoli rimossi per violazioni varie, mentre le violazioni per velocità eccessiva sono stati complessivamente 156. 132 quelle accertate per la guida di veicolo non sottoposto a revisione. I sinistri stradali rilevati sono stati complessivamente 225, di cui 74 con lesioni alle persone, 2 purtroppo con esito mortale. Sono state costantemente monitorate le piazze cittadine, dove più alta è la presenza di questuanti che
qualche occasione purtroppo si sono rilevati molesti. Da un punto di vista della polizia giudiziaria, le notizie di reato trasmesse alla competente procura della Repubblica sono state 80, 32 le persone denunciate, in un caso si è proceduto all'arresto di persona per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Numeri che ancora una volta confermano l'impegno profuso dalla Polizia Municipale anche nell'anno trascorso. Nel campo della formazione preventiva è stata predisposta capillare attività di educazione stradale nelle scuole cittadine, interessando 127 classi per un totale di 2.317 alunni. Educazione stradale che deve essere potente strumento di formazione per le giovani generazioni. In giro per le strade non si vedono quasi più ragazzi senza casco, sempre più giovani si allacciano alle cinture di sicurezza, almeno quelle anteriori. Bambini e ragazzi appaiono molto più informati di un tempo rispetto ai rischi a cui possono incorrere o che potrebbero provocare in strada. E se la scuola è sempre più oberata di progetti, è bene proporre il servizio formativo anche ad altre realtà in cui si possono raggiungere bambini e giovani, ma non solo. È fondamentale ormai trovare la strada per interagire anche con adulti e anziani. Adulti e anziani sono due target infiniti che sfrecciano sui marciapiedi a cavallo del proprio mezzo, incuranti di chi sulla sezione di strada dedicata ai pedoni regolarmente li cammina. Per poter trasferire ad altri quello che noi riteniamo utile ai fini della sicurezza stradale, occorre documentarsi, studiare e aggiornare la nostra formazione sul tema e sui modi efficaci per trasferirle a seconda dell'età dei nostri interlocutori. Ad esempio, per affrontare il rischio legato alla guida con l'utilizzo di cellulari, può essere utile approfondire alcuni studi scientifici sul tema e prendere visione di prove che dimostrano come e quanto l'utilizzo improprio in strada o mentre si guida di questa apparecchiatura distragga e crei serie situazioni di pericolo. E questo ce lo dice, in particolare rimanendo accanto ai cittadini che più ne hanno bisogno. A questo proposito ricordo che è stato ripristinato il servizio di prossimità che vuole avvicinare l'amministrazione comunale ai bisogni della comunità. Polizia di prossimità, vedo seduta la collega che attualmente si occupa di queste cose qua, se avessimo dei numeri più alti ne affiancheremo sicuramente qualche altro collega. Polizia di prossimità che significa in qualche modo unire nelle necessità, nella collaborazione, tutto quello che si può fare l'amministrazione comunale e il cittadino. Si continuerà costantemente a monitorare il territorio comunale auspicando un aumento delle risorse umane in quanto pensionamenti e mancati reintegri hanno purtroppo diminuito la capacità e la forza di tale presidio. Confidiamo nell'arrivo di giovani che contribuiscono a dare nuovi impulsi all'attività che ci accompagnano durante la nostra attività e ringrazio il commissario Martini e l'ispettore fisiologia, oggi assente anche lei purtroppo per motivi di salute, che si occupano del coordinamento dell'attività del gruppo. Noi usiamo normalmente durante la nostra festa evidenziare fatti che durante l'anno precedente hanno contraddistinto la nostra attività in termini di valore, in termini di coraggio, in termini di disponibilità verso gli altri. Io direi che tra gli altri mi pareva giusto ricordare quello più significativo, quello che ritengo più significativo, che è stato quello che ci ha visto protagonisti l'11 agosto, lo ricordo bene perché io stavo andando in licenza e insomma stavo per uscire dalla porta e ahimè sono dovuto rientrare di corsa, dove aveva preso fuoco una casa in via Antica Libarna e devo dire con grande orgoglio posso dire che siamo intervenuti immediatamente e voglio citare, è un po' abbacchiato, lo vedo un po' triste, non so perché,
l'ispettore Trentin e l'agente Fontana sono intervenuti per primi e hanno salvato 2 persone con grande coraggio, perché queste 2 persone erano al piano superiore, stavano gridando aiuto, 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 aiuto. Sono arrivati loro, nonostante il fumo che aveva già occupato i locali sottostanti, sono saliti in mezzo al fumo, sono riusciti a prendere queste 2 persone che erano bloccate dal terrore dello shock, li hanno fatte giù e sono stati sollevati. Questo secondo me è un grande esempio di cuore che si mette nel servizio. Grazie mille. Lavorare, l'altro giorno parlando al telefono si diceva sì, siamo sempre meno, ma forse programmando e razionalizzando e collaborando riusciamo a mettere in campo le migliori forze. Ovviamente il capitano Colangelo, che uguale, condividiamo persino lo stesso edificio, Bruno Pellegrino da anni ormai ci stiamo diventando tutti con i capelli più che prezzolati, e ringrazio che lasciamo che accompagna. Ringrazio inoltre tutte le associazioni di volontariato che collaborano quotidianamente con noi, perché effettivamente siamo sempre più affaticati da questa costante perdita numerica. La protezione civile, ringrazio il coordinatore Adriano Guarnieri, ringrazio l'Associazione Nazionale Carabinieri, il presidente Guagliozzi, che anche loro fortunatamente ci dà una grande mano. Le altre associazioni di volontariato, le guardie ecologiche, non vedo se c'è ripeto, comunque le guardie ecologiche, eccolo qua, le guardie zoofile, eccetera, eccetera, eccetera. Per noi, come ad esempio i cari indimenticabili Franco Repetto e Luigi Gabriani, che ahimè insomma ci ha lasciato lo scorso. Grazie al priore della confraternita della Maddalena che ci ha consentito e onorato per la celebrazione della funzione religiosa in questa bellissima chiesa, come ringrazio anche il direttore della biblioteca che ci ha ospitato per questa seconda parte. Ringrazio tanto di cuore il coro che ci ha splendidamente accompagnato e prego Annalisa Mirra di estendere a tutti quanti i ringraziamenti per veramente lo splendido coro. Saluto e ringrazio tutto il personale del settimo settore che costantemente presta la propria attività a servizio della nostra comunità e che ha contribuito alla buona riuscita di questa giornata. Tutti quanti, non sto ovviamente elencando. Assessore Felicia Broda, vice sindaco. Grazie Comandante, ancora auguri per la giornata del Santo Patrono della Polizia Municipale. Inevitabilmente abbiamo ascoltato già tante cose, tutte estremamente interessanti. Alcune considerazioni le farò anch'io, mi scuso se ripeterò alcuni concetti di cui si è già parlato sia il Vescovo durante l'omelia in chiesa, sia ora il Comandante. E quindi ho pensato di dare a queste mie vere considerazioni un taglio soprattutto che riguarda il sociale. Negli ultimi 10 anni tutti abbiamo assistito ad una devastante crisi economica che ha cambiato radicalmente la nostra società, le nostre città e i nostri paesi. Ha cambiato le persone, ha cambiato il modo di essere amministratori e il modo anche di essere polizia municipale. Con i vigili abbiamo fatto alcune cose che ci hanno commosso, che ci hanno coinvolto dal punto di vista proprio anche dell'affettività, perché spesso abbiamo avuto a che fare con famiglie, con mamme, con bambini, in situazioni di estrema difficoltà economica, persone che avevano occupato degli alloggi e che abbiamo dovuto in qualche modo, sia insieme ai vigili urbani, sia insieme ai carabinieri, allontanare e sistemare provvisoriamente da qualche parte. Quindi da qualsiasi parte si sia vissuta la crisi economica ha lasciato dentro di noi dei segni e ha determinato dei cambiamenti. Ed è per questo che spesso ho pensato alla figura del vigile quando per esempio si è trovato a elevare una contravvenzione
perché trovava qualcuno con l'assicurazione. Qua tra l'altro sottolineo e confermo il pensiero, l'ultimo pensiero rispetto, che tra l'altro ha anche esplicitato Monsignor Vescovo quando ci ha parlato di quanto in qualche modo possono essere i social oggi terrificanti per certi versi. Per certi versi possono essere espressioni di libertà, ma per certi altri terrificanti veramente. Lascio la parola adesso all'assessore alla protezione civile Stefano Gabriele. Grazie. Grazie comandante. Faccio un piccolo. Allora, il gruppo comunale di protezione civile di Novi Ligure è composto di 30 volontari, da un coordinatore e 3 capisquadre. Nel 2017 il gruppo comunale di protezione civile è stato impegnato in numerose attività. Le attività di maggior rilievo sono state quelle dedicate alla formazione, che ha visto impegnati i capisquadra in un corso per la sicurezza, quello che ha visto coinvolti tutti i volontari in esercitazioni con i materiali e le attrezzature in dotazione al gruppo, con l'utilizzo di motopompe, torre faro e altro, svolta nel parco ACOS dedicato ad Armando Pagella, e quello delle radio rete Emercom con postazione fissa veicolare che dice trasmittente portatile in collaborazione con la provincia, regione, dipartimento nazionale di protezione civile con i vigili del fuoco e la Croce Rossa. Il gruppo si raduna periodicamente per discutere e organizzare attività alla presenza dell'assessore e del comandante. Il gruppo è stato coinvolto nelle ricerche di persone disperse nel territorio di Predosa in supporto al comando dei vigili del fuoco delle Sangre. Tale attività ha impegnato i volontari per 2 giornate. Il gruppo ha partecipato all'emergenza per riduzione dell'erogazione dell'acqua potabile dell'11, 12 e 13 ottobre, con distribuzione di sacchetti d'acqua alla popolazione e alle case di riposo. Un'attività svolta per la prima volta dal gruppo è stato il presidio territoriale in occasione di un'allerta gialla idrogeologica. È stato monitorato il territorio prosciugato, un sottopasso e svuotato un tombino che allagava una parte della corsia stradale. Il gruppo si è reso disponibile per andare a consegnare il sostanzioso contributo raccolto dall'iniziativa promossa dall'amministrazione Novi per Acquato del Tronto, proposta che ha visto una forte adesione da parte delle associazioni dei cittadini singoli. Il gruppo ha accompagnato l'assessore per 2 giorni nel comune di Acquato del Tronto, dove assieme al sindaco e al vice sindaco ha visitato le zone rosse terremotate. Il contributo è stato destinato per allestire i centri di aggregazione dei campi di rifiuti. Nel 2017 ha visto impegnati i volontari del gruppo di protezione civile anche in un supporto importante alle manifestazioni ciclistiche, la Milano Sanremo, il Giro d'Appennino, la Stranovi, la Gran Fondo, il Trofeo Armando Pagella, corse podistiche. E soprattutto li ha visti impegnati nelle importanti manifestazioni, la Fiera di Santa Caterina, lo spettacolo pirotecnico in occasione della festa della Madonna della Neve, l'assistenza alle giornate del FAI, alle giornate dell'Open Day Sport e Volontariato e ai concerti musicali in piazza. Comunque, come vedete, il gruppo di protezione civile è molto attivo, e questo grazie alla presenza dei volontari e alla capacità organizzativa del coordinatore e dei capisquadra, supportati dal comandante e dalla sua segreteria. Volevo sottolineare il lavoro importante che stanno facendo il coordinatore e i capisquadra assieme al comandante per rendere il gruppo sempre più coeso e preparato per dare un servizio sicuro alla nostra città. Sono in programma per il 18 molte iniziative e vedrà il gruppo impegnato in nuove attività, a partire dall'aggiornamento della nostra app Municipio, uno dei nostri strumenti per l'allerta, alle esercitazioni per i presidi territoriali e dei corsi di protezione civile nelle scuole. Ci tengo a precisare che il gruppo di protezione civile è un gruppo di volontari e per le sue competenze è il supporto all'attività di protezione civile comunale, quindi un valore aggiunto che dà più forza alla nostra struttura, avvicina il cittadino alla responsabilità della propria salvaguardia e della tutela del nostro territorio. Anch'io mi lego ai ringraziamenti che ha fatto prima il comandante e l'assessore della vostra presenza qui. Grazie.
un autosaluto, oltre a me stesso, Giuliana Bisio, il commissario Martini e Lucia Bisio, mio già assente, che direi siamo entrati il 21 dicembre del 1987, abbiamo compiuto i nostri primi 30 anni. Bene, ringrazio tutti quanti, prima di tutto il vice sindaco e l'assessore, tutte le forze di polizia che veramente mi hanno onorato della propria presenza, e tutti siete invitati a un brindisi in fondo. Grazie a tutti e buona serata.